Buon pomeriggio, benvenuti. Questo è un appuntamento che costruiamo da lungo tempo. Tutto è partito l'anno scorso, quando il nostro festival ha ospitato, su segnalazione di una musicista, Bruna Perraro, che è qui in sala con noi, abbiamo ospitato un concerto per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vicenda di Nudem Durak, una folk singer turca di origine curda, che è stata condannata a 18 anni di carcere semplicemente per aver cantato nella sua lingua. Durante l'anno abbiamo organizzato, insieme alle librerie in comune di Udine, insieme alle quali abbiamo così formato questo comitato Udine per Nudem, una serie di appuntamenti online di approfondimento sulla questione curda. E abbiamo voluto che questo tema fosse centrale anche nel festival. Ed è quindi anche con una certa emozione che do il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera. Abbiamo con noi Barbara Spinelli, aveva partecipato a uno degli incontri, avvocata, esperta di protezione internazionale e di violenze sulle donne, di difesa delle donne sopravvissute alla violenza maschile. È co-presidente dell'associazione European Lawyer for Democracy and Human Rights e per anni ha operato come osservatrice internazionale in Turchia, paese dove ora le è proibito tornare. Con noi anche Federico Venturini, è un ricercatore. Ricercatore dell'Università di Udine, esperto in ecologia sociale e processi partecipativi, si occupa da tanti anni della questione curda, ha curato un volume che è uscito prima in inglese e poi in italiano insieme a Jeffrey Miley, che dà il titolo all'incontro di questa sera, La vostra libertà e la mia, che ha la copertina di Zero Calcare. È stato recentemente espulso anche lui da Erbil come ospite indesiderato. E con noi, lo salutiamo con piacere, collegato online, Zero Calcare, tutti lo conoscete. Io lo presenterò, come ha fatto Marco da Milano, il direttore dell'Espresso, come l'ultimo intellettuale. Ben sapete che della questione si è spesso occupato anche lui e tra l'altro è rientrato da una missione nel nord dell'Iraq da poco. È collegata con noi e qui ringrazio in modo particolare i nostri tecnici che hanno fatto davvero miracoli per costruire questo collegamento. Zehra Doğan, attivista, artista, e giornalista curda, è stata in carcere anche lei in Turchia per 2 anni, 9 mesi e 22 giorni, tutto per un tweet. Questo sotto il regime di Erdogan. Ha raccontato la sua vita nelle galere turche nel romanzo grafico Prigione numero 5, edito da Becco Giallo. A moderare il confronto un amico del nostro festival, Danilo De Biasio, è direttore del Festival dei diritti umani di Reset e a lui lascio la parola. Grazie, buon ascolto. Grazie a voi di essere qui in tanti e a chi ci sta seguendo. Io ho fatto una ricerca su Google banalmente mettendoci Turchia in questi giorni e la prima notizia è il bikini di Diletta Leotta. Allora mi sono domandato se il problema che io avevo era l'algoritmo di ricerca delle mie ricerche precedenti o se c'è il desiderio invece di silenziare quello che succede in Turchia. Ed è evidente che è la seconda ragione. C'è un interesse strategico a silenziare, a oscurare quella che viene definita dal presidente Draghi una dittatura di cui noi abbiamo bisogno.
Ed è questo il principale motivo del silenzio che avvolge la Turchia, la questione curda, ma anche le botte che vengono date in piazza agli attivisti del movimento LGBTQ, così come naturalmente gli imprigionamenti che avvengono a chiunque è avversario di Erdogan. Questo appuntamento di vicino e lontano è pensato per provare a dare qualche elemento in più di comprensione, è un intrico e quindi cercheremo con voi e con gli ospiti collegati di saperne di più, ma dico anche che noi dobbiamo uscire da questo incontro anche con un po' di sana incazzatura per quello che succede soltanto a un paio di ore di aereo da noi. Zehra Doğan, l'ha già presentato Paola Colombo, è una spina nel fianco di questo regime, arrestata appunto per aver postato su social un disegno realistico di quello che l'esercito turco aveva fatto in un villaggio curdo. È successo. Lei è collegata da Berlino, la ringraziamo, così come ringraziamo davvero l'interprete che farà un lavoro ottimo, ne sono sicuro, di traduzione. L'amore per il Kurdistan e l'amore naturalmente anche per i fumetti, per il disegno, lega Zero Calcare con Zehra Doğan. Barbara Spinelli l'abbiamo già presentata, è un'avvocata con una particolare attenzione per i temi dei diritti umani, e Federico Venturini è ricercatore presso l'Università di Udine, ha fatto parte di diverse delegazioni, questo appunto è il libro che vorrei farlo vedere, è La vostra libertà e la mia, è congiunzione, non è verbo. Io partirei, se siete d'accordo, da Zehra Doğan, di cui in questo momento a Milano c'è una mostra al PAC intitolata Il tempo delle farfalle. La prima domanda è questa: lei è donna, è stata rinchiusa in un carcere femminile, ha disegnato, ha fatto partecipare a questo lavoro collettivo le altre detenute. I suoi disegni sono usciti dal carcere grazie a sua mamma. Noi qui in Italia ci siamo commossi di fronte alle guerrigliere del Rojava. Insomma, sembra di capire che lì, nel Kurdistan, le donne siano, come dire, un pezzo importantissimo, strategico, avanzato della questione. Tutto questo avviene, pensate un po', con la Turchia che 2 giorni fa è uscita dalla Convenzione di Istanbul, quindi la Convenzione contro la violenza sulle donne. Ci vuoi raccontare, Zehra, qual è il ruolo speciale che hanno le donne lì in Kurdistan? Intanto voglio dire buongiorno a tutti. Molto bene, allora desidero anzitutto ringraziarvi di cuore a nome mio e a nome di tante altre persone, a nome di tantissime persone, davvero un ringraziamento di cuore. Nudan Durak ha iniziato una permanenza in carcere che durerà tantissimi anni ed è importante poterne parlare oggi in Italia. Allora, quello che voglio dire è che le donne nei territori curdi, in Turchia, hanno molte difficoltà e la lotta è molto difficile. Siamo in una situazione difficile ed essere qui, in questo posto così importante, poter testimoniare del regime di Erdogan, ma io credo che parlare del regime di Erdogan sia insufficiente, perché anche prima, quando c'era la Repubblica oppure quando c'erano gli ottomani, la situazione delle donne era già difficile, le donne venivano considerate delle nullità e quindi noi come donne curde portiamo avanti una lotta importante e credo che siamo arrivati ad un tale momento in cui possiamo essere quasi dei modelli. Non è solo Zehra Doğan, ci sono tanti nomi che io potrei fare e non sono persone al singolare, sono le eredi di un numero enorme di persone
persone, una maglia di un insieme. Quindi ogni volta che parlo, per favore, non considerate che si tratti solo dei miei pensieri, dei pensieri di Sehra. Io parlo a nome degli altri, sono un veicolo per poter far parlare tante altre persone. Quindi il movimento delle donne in Kurdistan, le donne kurde, hanno proprio questa di forza. Non è qualcosa che viene dall'alto in basso, è un qualcosa che facciamo insieme, le une accanto alle altre, in modo modesto. Cioè le donne che si trovano appunto in questa situazione così bassa, diciamo, così modesta, eccole davanti alla scena. E sì, cerchiamo di restare semplici, ma di lottare in modo profondo. Grazie. Passiamo adesso a questo punto a Michele. Michele o Zero? Come preferisci essere chiamato in questa situazione? Beh, abbastanza indifferente in realtà, va bene Perfetto. anche Michele, insomma. Michele appunto è appena tornato da un viaggio nel Kurdistan e hai detto all'Espresso in quell'occasione che i curdi hanno molto da insegnarci. Immagino ti riferissi alla capacità di creare comunità, a questa formula che noi qui chiamiamo il confederalismo democratico. Ci puoi aiutare a capire perché davvero ci possono aiutare i curdi? Sì, allora intanto anch'io volevo ringraziare per l'invito e purtroppo ci sto anch'io a distanza, sono molto contento, tra l'altro è la prima volta che ho l'opportunità di fare una roba insieme a Zehra Doğan di cui sono super fan, quindi sono anche molto contento di questa cosa qua. E quando dicevo questa roba del fatto che penso che abbiamo tanto da imparare da quella cosa, è perché penso che quando si parla del confederalismo democratico, che è quel sistema, diciamo, politico a cui si ispirano i curdi e che ha al centro la questione della liberazione della donna, ma anche al centro il rapporto, diciamo, ecologico con la natura, la convivenza tra le varie religioni, culture e popoli che compongono quella regione, è qualcosa che mi sembra che parli una lingua che non è la lingua banalmente dell'Occidente contro l'ISIS, che è quella per cui tanti si sono in qualche modo appassionati alla causa curda, pensando che era qualcosa che appunto andava a difenderci dalla barbarie jihadista, eccetera. In realtà è qualcosa in più, è qualcosa che è anche che contiene un'indicazione che serve anche a noi per affrontare le sfide che abbiamo qua, che comunque sono di una civiltà comunque in crisi, di guerre e scontri culturali e conflitti, di questioni che riguardano anche proprio la giustizia sociale, eccetera. E mi sembra che quegli esperimenti che sono stati messi in pratica nel nord della Siria, per esempio, ma non soltanto, perché poi le questioni, cioè il metodo del confederalismo democratico è qualcosa che sta lì nel Rojava, nel nord della Siria, ma che poi si ritrova anche nei campi profughi in Iraq o appunto a Shengal, eccetera. È qualcosa che può essere preso e declinato all'interno dei nostri territori e per cercare appunto non so come dire, di dare una risposta a quello che stiamo affrontando in termini anche di crisi dell'Occidente. Prendendo spunto dal femminismo si direbbe che è una forma di democrazia intersezionale quella che in qualche modo significa il confederalismo democratico, se ho capito bene, Michele. Sì, nel senso poi adesso non so quanto tempo c'è, quindi no, non mi addentro minuto, tanto, però ancora. nel senso...
Sono per esempio tra le tante cose il fatto di avere ogni carica, che sia sempre appunto fatta con un presidente e una copresidente o viceversa, il fatto che per esempio la questione femminile sia al centro nei termini anche di, non so come dire, una casa delle donne in ogni quartiere, in ogni comunità, che possa stabilire tutta una serie di questioni, per esempio rispetto alle questioni di violenza domestica, eccetera. Quindi è qualcosa che affronta i temi della società dall'angolatura, per esempio, della questione di genere. Insomma, sì, il femminismo intersezionale mi sembra che c'entra molto con questa cosa. Grazie Michele, e siamo molto contenti, grazie a Vicino e Lontano, di aver dato la possibilità di vedervi in faccia, Zera e Zero Calcare, perché non c'era mai stata occasione. Però non bisogna dare per scontato nulla, come dicevamo all'inizio, e perché se noi aprissimo una cartina geografica non ci troveremo da nessuna parte scritto Kurdistan. Ed è per questo che abbiamo invitato Federico Venturini, che so che da bravo professore ha addirittura portato le cartine, le carte geografiche intendo dire, per farci capire cos'è il Kurdistan. Buonasera e grazie dell'invito. Più che da professore, da geografo, ecco. Penso che delle mappe siano un ottimo strumento per mandare dei messaggi. Quindi se possiamo mandare la prima slide. Volevo parlarvi di uno spazio che in realtà non esiste, non c'è. Noi quando parliamo di Kurdistan stiamo parlando di un'entità ipotetica da un punto di vista politico, ecco. Mentre in realtà ci sono delle mappe dove il Kurdistan esiste. Quindi questa mappa, questa macchia gialla sarebbe il cosiddetto Kurdistan. In realtà questo, come ho detto prima, non esiste, quindi è soltanto un'idea, un progetto, un'aspirazione, o per meglio dire è lo spazio dove la maggioranza della popolazione è curda. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stiamo guardando una mappa con una popolazione tra i 30 e i 50 milioni di abitanti, sono la più grande popolazione senza uno Stato autonomo indipendente a livello mondiale. Ovviamente con delle stime che non sono assolutamente precise, proprio perché i territori di questo spazio sono occupati, sono divisi da altri stati sovrani. Questo è un retaggio della spartizione dell'impero ottomano, quindi con la fine della Prima Guerra Mondiale, e poi insomma con la fine degli imperi francesi, inglesi e così via. Quindi abbiamo quest'area gialla che è divisa tra Turchia, che in curdo viene chiamato Bakur, poi abbiamo una parte in Iran che è chiamato Rojillat, una parte che è occupata dall'Iraq che è chiamato Bashur, e poi una parte che è occupata dalla Siria, forse abbiamo sentito più parlare di questa parte, che è chiamato Rojava o Rojava. Quindi sicuramente una situazione molto complessa, anche da un punto di vista culturale. Hanno 7 dialetti diversi, tra cui uno, quello il Sorani, che è parlato in Iran, in Rojillat, che utilizza l'alfabeto persiano. Quindi una situazione veramente molto complessa, vedremo anche magari con gli interventi successivi, anche da un punto di vista geopolitico molto intricato, proprio perché quest'area è un po' una finestra d'ingresso, una porta d'ingresso tra l'Europa, il mondo occidentale, l'Asia, proprio è una parte fondamentale del Medio Oriente, quindi anche con petrolio, con materie prime e soprattutto una terra di passaggio. Brevemente per concludere, la slide successiva, per complicare la situazione, ecco, in Medio Oriente abbiamo un attore che sta sgomitando parecchio per aumentare la propria influenza in quest'area. E stiamo parlando proprio della Turchia, ormai sotto il controllo già da diversi tempi di Erdogan, ma come ha già detto anche Zera, la situazione, le mire espansionistiche turche arrivano da lontano.
In questa mappa possiamo vedere come l'espansionismo turco si rifletta anche con la presenza militare turca, quindi stiamo parlando di un esercito NATO e forse pochi di noi sanno che un esercito NATO ha una presenza importante in Kosovo e in Bosnia, ma soprattutto un diretto coinvolgimento con una fazione nella guerra civile in Libia, una presenza con basi militari in Sudan, in Somalia e in Qatar, anche in Afghanistan. In Afghanistan oggi si sta parlando di ritiro delle truppe militari occidentali, gli Stati Uniti ha quasi completato. Ecco, invece la Turchia rimarrà col suo contingente militare in Afghanistan. In Azerbaigian abbiamo visto che la Turchia ha direttamente armato l'esercito dell'Azerbaigian nella riconquista del Nagorno-Karabakh, territori che non sono a maggioranza azera, e poi un'invasione, la Turchia sta portando un'invasione sia in Iraq sia in Siria nella parte nord. Quindi, ripeto, abbiamo un esercito della NATO alleato dell'Italia che occupa militarmente degli stati sovrani come la Siria e l'Iraq, appunto nel silenzio dei media e dei politici occidentali. E questi curdi disturbano dunque questa spartizione? Assolutamente, si trovano un po' nel mezzo. Barbara Spinelli ha deciso di raccontarci invece questo enorme buco nero dal punto di vista dei diritti umani che è la Turchia, attraverso 3 storie che poi si evidenzieranno anche in 3 fotografie, e sono 3 storie drammatiche. Direi che si può partire con la prima, Ebru Timtik, che io dico solo come dire, una piccola didascalia. È stata una coraggiosa avvocata che si è lasciata morire di fame per reclamare che cosa? Un giusto processo. Barbara Spinelli. Sì, chiedo di far partire la slide e ringrazio anch'io per questo invito e buonasera a tutti e a tutti. Shebash Eva Lazera. È veramente un piacere parlare di Ebru perché Ebru Timtik, la sua storia emersa con forza, è stata raccontata dai media internazionali, ha creato quello che io ho definito un effetto farfalla, cioè per la prima volta ha fatto vedere al mondo attraverso la sua drammatica perdita di peso dopo oltre 200 giorni di digiuno in carcere quali erano gli effetti della dittatura presente in Turchia. Cioè il mondo intero si è domandato perché un'avvocata sceglie di digiunare fino alla morte e non viene salvata, qual è l'impatto del regime sui diritti umani in Turchia. E secondo me è importante capire chi era Ebru Timtik e perché ha fatto un'avvocata che ha gli strumenti e ha la funzione, ha lo scopo di difendere i diritti umani propri e dei propri assistiti, ha scelto una forma di lotta, di protesta per i diritti umani così drammatica. Purtroppo è stata l'unica forma di protesta che le è rimasta dopo una serie di passaggi che sono passaggi fondamentali per capire la Turchia di oggi, di progressiva erosione dello Stato di diritto in Turchia. Lei e Aytaç Ünsal sono 2 avvocati di uno studio che si chiama Avvocati del Popolo, l'associazione degli avvocati progressisti. Per capirci, loro difendevano i manifestanti di Gezi Park, le famiglie dei minatori di Soma, una tragedia di Stato, tutti coloro che erano stati colpiti dalle purghe, famose purghe di Erdogan durante lo stato di emergenza. Ma che cos'erano queste purghe? Le purghe erano dei decreti emergenziali dopo che la Turchia ha sospeso alcuni diritti previsti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani all'esito del colpo di Stato, con cui una lista di nomi di soggetti di giornalisti, avvocati, giudici, insegnanti, medici, professionisti, associazioni, sindacati, università,
veniva indagata per terrorismo, i loro beni venivano congelati, venivano licenziati e molto spesso anche arrestati. In questo contesto diventare avvocati degli attivisti dei diritti umani, difendere i diritti dei propri assistiti colpiti da queste purghe diventava impossibile, perché agli avvocati venivano a loro volta accusati di terrorismo e gli veniva vietato di difendere persone come ad esempio Nudem o come i gruppi Orum, per citare altri artisti famosi, o come la stessa Zera, persone impegnate nella denuncia, nell'informazione sulle violazioni dei diritti umani in Turchia, in particolare nel sud-est curdo, dove erano già cominciati quei crimini di cui ci ha raccontato Zera nel suo libro. Ebbene, a quel punto gli avvocati non potevano parlare con i loro assistiti detenuti se non in presenza di una guardia, e questi colloqui erano registrati, venivano attaccati, venivano indagati, venivano processati, e in questo modo Ebru Timtik si è trovata privata della possibilità di difendere i suoi assistiti, di avere un giusto processo. Poi nel 2017, con la riforma costituzionale, Erdogan ha nominato la maggior parte dei giudici della Corte Costituzionale, ha preso il potere e in pratica, ce lo dice anche il Consiglio d'Europa, l'esecutivo, il presidente, aveva il controllo totale sulla magistratura, e a quel punto chi erano gli unici che potevano portare giustizia? Gli avvocati. Ecco perché, come vedete dalle immagini, li hanno picchiati, arrestati, e dal carcere, a quel punto, quando Ebru ha visto che i suoi stessi assistiti, due membri della band di gruppi Orum, hanno deciso di protestare perdendo la propria vita per denunciare il diritto a un giusto processo e le condizioni disumane in carcere. Pensate, essere in carcere in Turchia con il Covid, senza dispositivi medici, 80 persone infette solo nel carcere dove era Ebru Timtik e nessun dispositivo e nessuna disinfezione. Un dramma pazzesco, e a quel punto l'unico strumento che le era rimasto, essendo stata privata addirittura della possibilità di leggere un libro in cella, le veniva vietati i diritti basilari e oltre alla possibilità di esercitare la sua professione di avvocata, ecco che ha scelto di lasciarsi morire di fame. Ma attenzione, Ebru e Taç non volevano morire. Loro hanno chiesto di essere assistiti in questa protesta da un medico e gli è stato negato il medico di fiducia. Le loro condizioni erano gravissime, sono stati portati in un ospedale militare dove sono stati torturati, e la Corte europea in tutto questo purtroppo non è stata capace di salvare la sua vita. Purtroppo questo è solo un piccolo capitolo di quello che poi andremo a raccontare. Io vi voglio portare solo alcuni dati per farvi capire le dimensioni, e i dati che sono delle stime, perché i numeri precisi io purtroppo non li ho trovati. Allora, dal tentato golpe ad oggi sono passate nelle carceri turche circa 300.000 persone e 50.000 sono tuttora detenute. Di queste 1 migliaio circa sono avvocati, circa 500 sono magistrati, e da qui la riforma, no, di cui ha appena parlato Barbara Spinelli, che ha letteralmente sostituito i magistrati, prendendo quelli fedeli a Erdogan. Ci sono un'ottantina di giornalisti in carcere e ci sono naturalmente tantissimi sindaci e deputati, in particolare di un partito, non so se lo pronuncio bene, HDP, è un partito molto importante perché non fa differenza tra curdi e turchi, tra gay e eterosessuali, tra donne e uomini, che è una bella differenza. Ecco, dovete pensare che è andato in galera, hanno messo in galera il segretario e vogliono addirittura adesso cancellare questo partito. Tutto questo succede appunto quando c'è la fila di persone, di leader mondiali che va a incontrare Erdogan, e molti nostri turisti sono lì a Sultanahmet a mangiare i lokum che costano anche poco. Tutto questo succede veramente in Turchia. Zera Doğan, torniamo a te. Cosa speri di ottenere con il tuo lavoro, con questo libro appunto che finalmente è uscito anche in Italia per Becco Giallo, con il tuo attivismo politico? Te lo chiedo perché spesso anche col Festival dei diritti umani, quando chiedo ad artisti che cosa vogliono ottenere, alcuni si tirano indietro e dicono che loro
non devono fare attivismo politico, devono continuare a fare gli artisti. Diciamo che è un argomento abbastanza complicato, anzi molto complicato. Da un certo punto di vista è vero, mi posso chiedere la stessa cosa anch'io, se l'arte possa essere o meno coniugata con la politica. Per certi versi sì, cioè l'arte e la politica, a mio parere, diciamo che l'arte non può essere fatta da come se fosse politica o meno, nel senso non mi voglio esprimere perché io in realtà sono fuoriuscita da questa idea, io voglio esprimere me stessa e l'arte è il mio mezzo di espressione. Quindi in Europa, in qualsiasi paese, l'arte fa parte di quel mondo di marketing, che ne so, Kurdistan o la Palestina, tutti questi argomenti vengono strumentalizzati. E invece l'arte significa vivere qualcosa e poter esprimere qualcosa. Se voi siete stati testimoni di qualcosa, lo potete far vedere, lo potete testimoniare. E io, se non fossi stata un'artista curda, se non avessi scelto l'arte, forse non mi sarei occupata così tanto di politica. Certo, sarei stata comunque vicino al mondo della politica come essere umano, ma siccome non ero e non sono come dire, un responsabile politico, non lo avrei forse fatto. Però io sono nata lì, il mio credo, la mia vita, tutto il mio essere appartiene a quella terra, la mia infanzia è di quella terra e io ho dovuto buttare le pietre contro il sistema, sono stata messa in carcere, sono stata, insomma ho vissuto, sono stata in stato di fermo diverse volte e poi sono finita in prigione. Quindi non riesco neanche ad avere il lusso di dire io non parlerò di politica, non posso. Forse quegli artisti, quelle persone hanno questo lusso, forse è per questo, ma io posso dire che l'arte non deve essere strumento della politica, questo sì, ma un essere umano, una persona è un essere politico in sé e quindi è un essere vivente, ha i suoi pensieri. Quindi se dice faccio solo arte, ma forse io mi dico è una persona un po' arretrata, un po' come fa a dire non faccio politica? Sono un essere politico ma non faccio politica? Ecco perché io dico che bisogna testimoniare, è un'espressione l'arte. Non bisogna sacrificare l'arte alla politica, però è un mezzo diverso, cioè sono due cose che vanno di pari passo ed è importante dirlo, ecco perché io ci credo e fermamente ci credo. Forse anche Mudan Duran è una ragazza di Gisre e se oggi tornasse a Gisre non c'è neanche più una città che possa accoglierla perché hanno bombardato questa città, non c'è più niente. Quando io sono uscita dal carcere non ho più potuto ritrovare la città che mi è così cara, la città di Nusaybin, è la stessa cosa per Gisre, quindi Nudem che viene considerata terrorista, se oggi vogliamo parlare di terrorismo, dovremmo forse analizzare la parola terrorista, perché molti paesi utilizzano questa parola in modo diverso e danno del terrorista a chi sta portando avanti una lotta. Allora io forse sono un terrorista, allora anche Nudem è una terrorista e tutti coloro che sono dentro, anche Ebru forse era una terrorista.
Allora, se questo è essere terroristi, allora lo siamo, questo va accettato, è zero calcare. E sono contenta di vederlo qui. Io l'ho conosciuto nel 2015 a Kobani, alla frontiera, non ci conoscevamo, ma lì c'è stato un momento nel 2015 e dopo il 2015 ci siamo ritrovati in molti posti a Kobani e in quella guerra tremenda, e da allora ad oggi che cosa è cambiato? Ma nulla è cambiato, però noi dobbiamo esprimerci, dobbiamo essere più forti e con lo stesso credo, con la stessa convinzione, lo stesso coraggio, senza mai gettare la spugna, dobbiamo continuare, e se lo facciamo vuol dire che siamo coraggiosi. Io conoscevo solo Zero Calcare, ma oggi sono centinaia di persone che conosco, anche in Italia, migliaia di persone nel mondo. È vero, sono stata in prigione, hanno voluto chiudermi la bocca e invece mi sono espressa ancora di più. Ho tanti amici, tante persone con cui lotto insieme e mi ascoltano. Ecco, più forza di così, più potenti di così è impossibile esserlo. Ecco la forza dell'arte e dell'artista. Non bisogna fare arte con la paura. Non bisogna avere questo sguardo così sottovalutato. Io ho studiato in Accademia dell'Arte, quindi anche in qualità di persona che ha studiato, lo potete vedere anche nel mio romanzo grafico, do la mia risposta in modo competente, rifiutando quell'accademismo ed essendo forti. Quando ho visto questi aerei che hanno bombardato, e comunque voglio dare una risposta che talvolta può essere da dilettante, però ecco, dire che facciamo o meno politica tutto sommato non è importante dirlo, l'importante è sentirsi bene esprimendosi. Spero, Zera, che tu abbia potuto sentire gli applausi che ti sono arrivati alla fine del tuo intervento. E la stessa domanda la devo fare però anche a Zero Calcare, a Michele, perché i diritti dei curdi, la battaglia contro il treno ad alta velocità, Genova, oggi la copertina che hai disegnato per l'Espresso, la prima forse di una serie di numeri che riguardano Genova, il ventennale. Ecco, volevo chiederti, questi sono impegni che tu ti sei preso in carico come artista, come disegnatore, come romanziere a fumetti, definisciti tu direttamente. Come valuti quando sei riuscito a ottenere un risultato? Io ti dico questo, io quando faccio il Festival dei diritti umani, se mi accontento di questo, se per ciascuna classe c'è uno studente che ha capito qualcosa di più sui diritti umani, io sono contento. Sì, già se c'è qualcuno che capisce una cosa, anch'io tendenzialmente sono contento. E allora, io ho un approccio un po' diverso, in realtà legato anche all'esperienza mia, nel senso che poi io tutta la parte, diciamo, di fumetti che riguardano più o meno cause collettive, insomma, che non riguardano gli stretti affari miei o le cose proprio della vita mia stretta, ma che riguardano invece delle cause che evidentemente fanno parte della mia biografia, perché poi racconto soltanto delle cose che in qualche modo vivo, incrocio e attraverso. Però appunto quando riguardano altre persone io cerco sempre di fare in modo che quelle lì siano quanto più possibile collettive. Quindi nel senso cerco sempre di fare in modo, prima di fare un fumetto che magari finisce sull'Espresso o su Internazionale o da qualche altra parte, di confrontarmi con quelle persone che fanno parte appunto di chi segue e di chi fa vivere quella vertenza, quella lotta o quello che è
in ogni caso specifico, e cerco di decidere insieme il taglio da dare, quello che vogliamo far passare, eccetera. Quindi faccio un lavoro in cui io sono quasi, diciamo, l'anello terminale di una catena invece composta da tante persone. Poi diciamo che c'è una specie di imbuto che fa sì che esce soltanto il nome mio poi come firma, ma in realtà è un lavoro fatto appunto da tante persone. In questo senso la valutazione se una cosa è riuscita, se una cosa è quello che effettivamente dà i frutti che speravo, è una valutazione che di solito viene fatta anche un po' collettivamente se quella roba ci aiuta, ma quello che cerco di darmi io di solito è il tentativo di incidere un minimo sull'immaginario e sul dibattito, non per convincere qualcuno che quello che sto dicendo è giusto, che quella causa è da sposare in quei termini, eccetera, ma quantomeno di rendere quel dibattito un po' meglio disposto, nel senso spererei che il mio lettore, dopo aver letto quella roba, non pensi più questi devono andare tutti in galera e bisogna buttare la chiave. Quello sarebbe già quello che mi prefiggo come massima ambizione. Se poi c'è qualcuno che magari ti scrive perché è la prima volta che legge quelle robe in una maniera magari raccontate un po' più emotive che non la freddezza dello sciorinare numeri al telegiornale, quindi quella roba un po' lo tocca e magari mi scrive per chiedermi dove può avere altre informazioni, eccetera, quello mi sembra una roba meravigliosa e altissima, ma già che non ci vorrebbe tutti in galera mi sembra già qualcosa. Grazie, grazie davvero Michele. Bisogna avere le aspettative basse per migliorare. Allora, Federico Venturini, tu non disegni, studi, insegni e partecipi alle delegazioni che vanno poi nel Kurdistan. Ci vuoi raccontare l'episodio che più ti ha toccato, che più ti ha scioccato? Perché sennò staremo qui forse 10 ore a sentire i tuoi racconti. Va bene, certamente. Allora, diciamo che anche collegandomi un po' a quello che è stato detto da Michele Zera, penso che ognuno di noi riesca a trovare il mezzo più congeniale per far passare un messaggio. Ecco, io che artista assolutamente non sono, faccio quello che mi compete, quindi vado, vedo, prendo i miei appunti e poi scrivo o partecipo a eventi come questi, proprio per da un lato cercare di sensibilizzare l'opinione pubblica su quello che sta succedendo in tematiche o lontane o scarsamente affrontate, o anche per parlare a livello anche più istituzionale, insomma. Grazie alle delegazioni di pace a cui ho partecipato in Turchia, in Baku, a Istanbul, poi ho potuto partecipare e riportare quello che ho visto al Parlamento europeo, al Consiglio d'Europa e così via. Quindi io penso che possiamo utilizzare un lavoro di controinformazione possa essere fatto a più livelli, a un livello tra la gente, a partire dagli amici, o momenti come questi, oppure anche coinvolgere insomma i politici. Io vorrei citare due episodi che mi sono capitati. Il primo forse è quasi banale. All'interno delle delegazioni di pace, tra noi partecipanti abbiamo detto, allora al di là del parlare, cosa potremmo fare? Potremmo scrivere un libro, potremmo utilizzare quindi un libro come uno strumento per poi parlare di quello che sta succedendo alla popolazione curda, alla repressione che stanno subendo. E quindi abbiamo scritto questo libro, Your Freedom and Mine, che è stato anche citato prima in inglese, poi è stato tradotto anche in portoghese, in italiano, ed è stato tradotto anche in arabo. È stato tradotto in Egitto e poi è stato spedito a gennaio, all'aeroporto di Düsseldorf in Germania, dove c'è una grande comunità
araba e quindi volevano distribuire il libro. Questo mi è appena arrivato, il libro in arabo, se è possibile inquadrarlo, ecco. E ve lo faccio vedere perché le autorità aeroportuali lo hanno visto, hanno scaricato i libri, l'hanno visto e l'hanno bloccato. E voi direte, ma perché la democratica Germania blocca un carico di 2000 libri sulla questione curda e Erdogan? Beh, perché c'è la faccia di Abdullah Öcalan. E dato che c'è la facciona di Abdullah Öcalan, è considerato il capo di un'organizzazione terroristica e quindi è stato bloccato, senza nemmeno chiedersi le condizioni in carcere, senza nemmeno chiedersi se è il leader riconosciuto della popolazione curda e così via. Il blocco del libro ovviamente ha scatenato lo sdegno, insomma, da più parti, anche perché era stato un libro che era stato scritto anche da europarlamentari, e quindi è stato sbloccato. Però dà un po' il metro della repressione, del clima che stiamo vivendo anche nelle democrazie occidentali, anche qua in Europa. Parentesi, ricordo che Abdullah Öcalan è considerato un rifugiato politico qua in Italia. Quindi attualmente il leader della popolazione curda è in carcere a Imrali. Se potesse tornarsi nel momento in cui fosse liberato, potrebbe rientrare in Italia immediatamente come rifugiato politico. A parte questo episodio forse quasi folcloristico, un altro episodio che mi è capitato è 2 settimane fa. Ho fatto parte di una delegazione che doveva andare a Erbil, nel nord dell'Iraq, sulla scia della delegazione di cui ha fatto parte anche Zero Calcare. Parto venerdì 11 giugno. L'idea era quello di rimanere una settimana, grandi preparazioni, cercare di mediare con la famiglia, mediare con il lavoro e così via, perché ovviamente queste delegazioni fanno parte, insomma, di una causa, quindi assolutamente gratuita e in solidarietà. Arrivo in aeroporto a Erbil e vengo fatto accomodare in una stanzetta prima ancora del controllo dei passaporti, dove ci sono 4-5 funzionari senza nessuna identificazione e così via, e mi fanno 2 domande e mi chiedono: beh, perché sei qua? Beh, io rispondo: beh, per turismo, sono qua per vedere cosa sta succedendo. E in quel momento, dopo neanche un approfondimento, mi viene detto: you have a bad profile, tu hai un brutto profilo, non penso quello del naso, e quindi vengo fatto accomodare in una stanza e anche chiamo l'ambasciatore, il console e così via, vengo rispedito in Italia. Se potete caricare la terza immagine della mia presentazione, ecco. Perché io sono stato invitato a parlare a Erbil e perché io sono stato espulso. In questo momento la Turchia sta portando avanti un attacco nella parte nord dell'Iraq. È una regione che già con la prima guerra del Golfo gode di una certa autonomia ed è a maggioranza curda. Quindi già dal 91-92 questa regione è una regione autonoma, e ovviamente la Turchia non vede di buon occhio che la popolazione curda si autogestisca o abbiano un certo grado di libertà, proprio perché al proprio interno, nella Turchia, c'è la popolazione curda che vuole avere una propria autonomia, vuole avere i propri diritti riconosciuti, la possibilità di parlare la propria lingua, e invece sono negati. Quindi con la fine di Saddam c'è stato proprio un riconoscimento formale di un'autonomia di questa zona, soltanto che da un punto di vista di progettualità politica e anche di alleanza internazionale, questa area autonoma curda ha sposato il modello neoliberale dell'Occidente,
quindi dell'America, basato sullo sfruttamento del petrolio, ed è diventato un grande alleato della Turchia di Erdogan. Quindi se arriviamo al cortocircuito in cui una popolazione, una parte della popolazione curda, o diciamo un'elite politica della famiglia Barzani, appoggia la Turchia in chiave anti-curda di una certa parte della popolazione curda. Ecco, io ero stato invitato proprio per parlare di questa invasione e sono stato dichiarato ospite non gradito. Per concludere, in questa mappa, con queste aree colorate, mostrano l'occupazione militare turca in Iraq. Quindi si tratta di un territorio molto vasto e stanno cercando di creare una zona cuscinetto proprio nei territori che sono controllati dal movimento di liberazione curdo, che ad esempio ha la maggioranza in Rojava e anche in parte della Turchia. Non dimentichiamo, proprio per concludere, che la Turchia è un grande alleato dell'Europa, anche perché può controllare il rubinetto dei flussi dei migranti, quindi tutti i migranti vengono bloccati alle porte dell'Europa sulla rotta balcanica in Turchia, e l'Europa paga milioni di euro per la Turchia per mantenere questi migranti. E quindi la Turchia ha anche questa arma contro l'Europa, e infatti i media occidentali nulla dicono di questa invasione di queste aree, che di fatto non è un'occupazione soltanto militare, ma è un tentativo di eliminare la popolazione curda, e stanno bombardando anche i villaggi per eliminare la popolazione locale. Beh, a conferma di quanto sia complicata quella situazione. Dobbiamo andare un po' velocemente a questo punto poi sul finale, quindi con un altro giro di tavolo, però con Barbara Spinelli abbiamo detto 3 immagini devono essere, purtroppo tutte negative, mi viene da dire, delle storie tristi alle spalle. Dopo Ebru Timtik, Tahir Elçi, anche in questo caso un avvocato. Sì, anch'io come Zera voglio partire da me. Tahir Elçi ha rappresentato un mito per me, posso definirlo così, proprio perché io, da grande appassionata e difensora dei diritti umani, femminista, ho visto, dopo aver fatto per vari anni osservazione processuale in Turchia, nei processi che vedevano imputati gli avvocati delle associazioni kurde, gli avvocati di Abdullah Öcalan per terrorismo, ho cercato di capire che alla fine il problema non era solo quello del giusto processo in Turchia, dell'indipendenza della magistratura, ma era perché l'utilizzo strumentale del diritto penale del nemico, perché identificare una lotta politica come terrorista. E quindi quando si è interrotto il processo di pace mi è stato richiesto, visto che stavo imparando anche la lingua curda, molto banalmente perché è più semplice del turco, non inizialmente per motivi particolari politici, mi è stato chiesto di prendere parte a una delegazione nel sud-est della Turchia, al confine, mentre dall'altro lato del confine c'era Kobane. Da questo lato del confine era finita il processo di pace in Turchia e si era iniziata una militarizzazione di tutto quel territorio curdo, di quelle municipalità kurde, dove proprio il partito dell'HDP aveva avuto una maggioranza assoluta, quindi metteva un po' a rischio il progetto neo-ottomano di Erdogan. E io avevo paura, perché ho detto: scusatemi, io sono avvocata, vengo a fare l'osservazione processuale, voi mi volete portare in un contesto di coprifuoco. Mi hanno detto: c'è questa città, Cizre, dove da 9 giorni non entra nessuno, è chiusa, ci sono delle operazioni militari, facciamo una marcia di 300 avvocati da tutta la Turchia, perché non hanno fatto entrare neanche i parlamentari, la popolazione a rischio, e chiediamo a Ammanberg, al Consiglio d'Europa, di farci entrare per testimoniare queste gravi violazioni dei diritti umani. Ci serve un osservatore internazionale, vieni tu, perché tu conosci già, insomma, il contesto, sai un po' la lingua, quindi
puoi gestirti. Io dico la verità, ho fatto come San Pietro, ho detto 3 volte no prima che cantasse il gallo, ho tradito per paura, perché non mi sentivo pronta. Eppure a Cisre, entrando nella città dopo una marcia di 30 chilometri che vedete anche nelle foto, insieme a questi 300 avvocati curdi e turchi provenienti da tutte le città della Turchia, lì è morto una parte di me. Ho subito un enorme trauma e questo trauma è stato rappresentato dal fatto che in una città, parliamo prima del colpo di Stato, nel 2015, mentre i nostri turisti erano sulle spiagge di Smirne e o a Istanbul, lì si consumavano crimini contro l'umanità e contro i civili. Un'intera città senza acqua, senza luce e colpita militarmente. Vedete lì alcune immagini, venivano colpiti i civili, le abitazioni dei civili, non c'era un conflitto, era in atto un'operazione chiamata antiterrorismo, non c'era neanche lo stato di emergenza, cioè la Turchia non è l'Iraq, non è la Siria, fa parte del Consiglio d'Europa, ha delle obbligazioni specifiche in materia di diritti umani. Lì si stavano commettendo crimini contro l'umanità nei confronti dei civili, giustificati come operazioni antiterrorismo, ma lì non era rotta ai terroristi, perché non era impossibile che i terroristi fossero in ogni casa, in ogni quartiere, in ogni villaggio, e in ogni caso per fare la lotta ai terroristi tu non vai a sparare, a mirare con gli aerei, con i Cobra, alle cisterne d'acqua dei civili o agli impianti di aria condizionata, non fai spostare tutti i medici degli ospedali lasciando morire persone incinte o che hanno bisogno di dialisi lasciandole senza cura, non spari a dei bambini disabili perché escono di casa, non fai 27 morti civili tra donne e bambini in 9 giorni. E quando io ho visto questo sono entrata in crisi come essere umano e come avvocata, difensore dei diritti umani, perché mi sono detta: se il sistema che noi abbiamo costruito di tutela dei diritti umani, dopo l'esperienza del fascismo, del nazifascismo, nato dalle ceneri del nazifascismo, non ha funzionato oggi per difendere queste persone, nessuno ne parla. Allora noi dove abbiamo sbagliato? Dove? E Tahir El-C è proprio l'avvocato difensore dei diritti umani che ho incontrato a Cisre e che era visto come un faro da tutti gli avvocati, perché lui negli anni 90, appartiene a una generazione precedente alla mia, era stato torturato proprio nell'ambito delle operazioni contro il PKK, perché denunciava i crimini di tortura commessi nei confronti delle persone del PKK che venivano arrestate o che scomparivano. È stato il fondatore di Amnesty, era il presidente dell'ordine di Diyarbakir ed era lì per denunciare quello che stava succedendo e dava forza a questi ragazzi della mia generazione, giovani, che dovevano sostituire tutti quelli vecchi che erano già stati messi in carcere e che si trovavano lì in mezzo a questo disastro totale. Ebbene, un mese dopo è stato barbaramente ammazzato nel corso di una conferenza stampa e questo è stato l'inizio della fine, perché uccidere lui significava: perdete ogni speranza voi difensori dei diritti umani, tanto che dopo è stato arrestato anche Taner Kilic, presidente di Amnesty International. Io, siccome dobbiamo andare abbastanza velocemente a chiudere, farei un cambio di programma e darei nuovamente la parola a Barbara Spinelli, perché effettivamente così chiudiamo in qualche modo il quadro, perché ci occupiamo adesso dell'aspetto politico, dei politici, no? Di Demirtas. Allora, può piacere o non piacere, ma Demirtas e il partito HDP, per fare un paragone italiano, è come se domani mettessero in galera Giorgia Meloni e decidessero di chiudere completamente il suo partito. Ripeto, piaccia o non piaccia, però l'unico partito d'opposizione che c'è, prendi, metti in galera e butti via le chiavi. Sta succedendo a Demirtas in questo momento. Sì, la situazione è drammatica e non si può comprendere se non si capisce cosa è successo dal 2015 a oggi. Prima, con queste operazioni antiterrorismo, tutti i sindaci dell'HDP, fate conto, in una regione che può rappresentare ad esempio il nostro Sud Italia, c'è una maggioranza di un partito
che attua la copresidenza, il femminismo, l'ambientalismo, eccetera, i centri antiviolenza per tutte le donne, cosa che non esiste a proposito di Convenzione di Istanbul, perché e a proposito Turchia anche di Fratelli oggi, d'Italia, che non è la stessa esatto, cosa. Ci puoi entrare solo se sei turca, non se sei straniera, e accettando i colloqui di mediazione familiare con un imam. Ma a parte questo, ci sono questi sindaci che vengono rimossi dai loro incarichi, i comuni vengono commissariati, nascono questi maxi processi all'HDP. Nel 2016, un anno dopo la morte di Tahir El-C, viene imprigionato Demirtas e resta in carcere, guarda caso, proprio a pochi passi dal referendum costituzionale che avrebbe reso Erdogan il dittatore della Turchia. Vanno alla Corte europea e per 2 volte la Corte europea dice: ci sono state delle gravi violazioni dei diritti umani perché è ingiusto aver tenuto Demirtas in carcere nel corso di 2 grandi campagne, come la campagna per il referendum costituzionale e la campagna per le elezioni del Presidente della Repubblica. Demirtas deve essere liberato. Erdogan non dà nessun segno di vita, anzi inizia gli sgarbi nei confronti del Consiglio d'Europa, prima attraverso la Convenzione di Istanbul, poi attraverso l'episodio della sedia, e adesso il culmine del culmine, che ci fa capire come in Turchia parlare di terrorismo in realtà significa parlare di diniego della possibilità di un'alternativa politica democratica a Erdogan in Turchia. È stato chiesto attraverso la nuova Procura Generale della Cassazione, composta ovviamente da tutti i giudici di Erdogan, la messa a bando del partito dell'HDP, equiparandolo al PKK, e questo ci spiega la campagna di genocidio che è stata condotta nel sud-est della Turchia, perché i civili, secondo loro, quando si davano le notizie, parlavano di soggetti neutralizzati. Un bambino di 3 anni è un soggetto che tu neutralizzi, quella donna che avete visto in foto che era incinta è stata uccisa a Nusaybin sulla porta di casa davanti ai suoi 2 figli, è una terrorista? Evidente che no, a meno che non si pensi che è terrorista chiunque rappresenti un'alternativa politica. E purtroppo la Corte Costituzionale turca a marzo aveva rifiutato questa messa al bando, invece pochi giorni fa, a giugno, l'ha accettato, e questo significa che adesso in Turchia non solo c'è una dittatura, ma c'è il rischio di una carcerazione di massa di una mole spropositata di attivisti politici e di persone che rappresentano il cuore della resistenza democratica della Turchia. E questo è un fenomeno assolutamente preoccupante che è passato in secondo piano proprio perché questa notizia della richiesta appunto di indagini è stata contemporanea all'episodio dello sgarbo della sedia e della Convenzione di Istanbul. Allora qui entra in gioco il tema la vostra libertà e la mia. Come testimoni oculari di questi fatti, e anche voi che oggi li state ascoltando e che potete trovarne documentazione online nei rapporti di Amnesty, Human Rights Watch, Consiglio d'Europa, possiamo tacere davanti a questa assenza di informazioni, davanti al lasciar passare o alla necessità addirittura di collaborare con dei dittatori che commettono crimini contro l'umanità dentro e fuori dal confine, perché l'ONU li ha accertati anche in Siria, gravissimi crimini contro l'umanità commessi nel corso dell'occupazione. È una responsabilità di tutti a questo punto, e la palla adesso diventa collettiva, perché è in gioco il sistema regionale internazionale di tutela dei diritti umani nato dalle ceneri del nazifascismo. I diritti non sono per sempre, siamo noi che li dobbiamo far vivere. Giustissimo. Vorrei far chiudere questo spazio oramai agli sgoccioli a Zeradoğan e anche naturalmente a Michele, però quindi a Federico Venturini proprio un minuto per raccontarci tu che cosa speri di ottenere con il lavoro fatto e con questo lavoro che non soltanto come docente, La vostra libertà è la mia, edito da Punto Rosso. Penso che se ne parli, cioè penso che da una parte bisogna parlare della popolazione curda, dare loro la possibilità di potersi esprimere, di raggiungere la libertà,
E contemporaneamente io penso che l'esempio curdo dovrebbe entrare in dialogo con tante delle nostre vertenze o lotte, come ha detto prima Zero Calcare. Penso che il movimento di liberazione curda possa essere un'alternativa, non semplicemente da vedere come una testimonianza, ma da vedere come un'ispirazione anche per noi. Quindi il modello del confederalismo democratico, la voglia di battersi, la voglia di lavorare per un mondo migliore deve essere anche un qualcosa da vedere, un qualcosa a cui ispirarsi, perché loro, nonostante siano attaccati da tutte le parti e veramente sotto una repressione veramente molto, molto importante, continuano nonostante tutto non solo a lottare, ma a sviluppare anche una progettualità politica molto innovativa. Ecco, quindi penso che sicuramente sia importante discuterne e assolutamente anche prendere un'ispirazione per noi stessi e per il nostro impegno civile. Michele, sei appena tornato appunto da queste zone, anche se ti sei spinto oltre, no? Diciamo così, al confine con l'Iraq, sei andato sul Monte Sinjar, dove vive questa comunità yazida che è stata, vittima quasi di un genocidio, c'erano quasi riuscite. La neo premio Nobel per la pace Nadia Murad rappresenta quel mondo. Che situazione hai trovato? Non abbiamo un fumetto davanti tuo, allora raccontacelo tu. E ho trovato una situazione che c'entra anche molto con le cose che abbiamo raccontato finora, nel senso che c'è un po' di tutto quello che stavo detto. Gli yazidi appunto sono questa popolazione che non è specificatamente curda, ma che ha molto a che vedere con i curdi, Esatto. perché poi parla la stessa lingua, eccetera, e è stata vittima nel tempo di tanti tentativi di genocidio, l'ultimo dei quali ad opera dell'ISIS, e proprio sulla base di quello ha poi mantenuto un legame molto forte invece con la causa curda, proprio per il fatto che quando sono stati lasciati massacrare dai peshmerga di Barzani, che sono scappati invece di difenderli, sono stati in realtà salvati da guerriglieri del PKK, e quindi si sono poi uniti alle forze di autodifesa kurde prima, poi hanno creato la loro stessa forza di autodifesa yazida e si sono ripresi Shengal e hanno costruito questo esperimento di autonomia e di confederalismo democratico in quel territorio là, il che li rende evidentemente agli occhi della Turchia amici dei curdi e quindi amici dei terroristi, e quindi anch'essi a rischio di bombardamento e quant'altro. In particolare la richiesta della Turchia su Barzani e appunto sul governo del Kurdistan iracheno è stata quella di sciogliere quell'esperienza, soprattutto la parte che riguarda l'autodifesa, e se no, insomma, diciamo che l'ultimatum scadeva a aprile, se no quello che è stato detto è che avrebbero ripreso la forza, quei territori là. Quello che riguarda invece anche appunto il tema di quello di cui abbiamo parlato finora è che poi questa minaccia va di pari passo con le operazioni che sta facendo la Turchia in questo momento di bombardamento sulle montagne irachene, proprio appunto alle basi del movimento di liberazione, del PKK e quant'altro, che è un po' anche quello che sposta l'ago della bilancia anche in quei territori lì, nel senso che molte delle conquiste che sono state fatte dalla liberazione di Kobane a appunto il salvataggio degli yazidi a Shengal, eccetera, è stato possibile proprio grazie alle montagne e alla guerriglia. Neutralizzare quelle montagne lì, piegare quella resistenza a suo di bombardamenti, in realtà significa
rischiare di far cadere tutte quelle altre esperienze, perché chiaramente senza più il sostegno della guerriglia diventa molto più semplice riprendere Shengal, diventa molto più semplice occupare Kobane, che è uno degli obiettivi dichiarati comunque di Erdogan, e quindi in realtà ci siamo trovati in questa situazione in cui ci sembrava che tutto fosse un po' una specie di domino che stava in equilibrio e che dipendeva appunto dallo scenario delle montagne, insomma. Provate a pensare anche alle nostre montagne. Quando parliamo della resistenza noi pensiamo alla montagna, quindi pensa anche ai corsi e ricorsi. Zeradoan, andiamo con te a chiudere questo incontro che ha permesso, spero, di avere le idee più chiare, anche però di essere emotivamente toccati. Che cosa possiamo fare per le vittime delle violazioni dei diritti umani? Te lo chiedo in particolare a te perché, sai, qui in Italia ci sono dei ministri che dicono che non serve fare rumore per Giulio Regeni, il braccialetto che portiamo adesso qui al collo. Bisogna stare in silenzio con i regimi, bisogna tacere. E tu hai sentito, per esempio, che c'era un po' di attenzione nei tuoi confronti quando eri in prigione? Prima di rispondermi però io volevo veramente ringraziare, fare un applauso agli aspetti tecnici che hanno fatto questa diretta complicatissima e agli interpreti di Zeradoan perché sono stati bravissimi. Io direi di ringraziarli perché ha funzionato tutto bene. Prego Zera. Vorrei iniziare dandovi qualche piccolo esempio. Quando parliamo di Iraq, ci sono 25 anni fa, parlo del periodo di Saddam, c'era un mio amico artista che ha dovuto emigrare perché faceva parte di quella popolazione e poi è andata, anzi è una donna, è andata in Germania e gli hanno chiesto ma dov'è il tuo compagno? Il mio compagno è in Kurdistan e gli hanno detto ma dov'è il Kurdistan? E quindi lui è rimasto interdetto, non sapeva cosa rispondere. Tutta la notte è rimasta a vedere le cartine cercando il Kurdistan e allora si è detta ma in questa situazione così terribile, quando ci sono tutte queste violazioni, si parla dei curdi, eppure sulle cartine non c'è, è un fantasma. Che cos'è? E ciò nonostante, pur essendo fantasmi, noi continuiamo a vivere. Quindi ecco, questa è la lotta ed è una vincita, se volete, perché si fa sentire la propria voce nonostante l'assenza sulle cartine. E i curdi sono un po' ovunque nel mondo e questo svantaggio si trasforma in vantaggio, proprio perché c'è la lotta. Le persone che vengono in altri paesi e che riescono ad entrare in contatto con le altre popolazioni, ecco che le cose possono cambiare. Quindi non è solamente un fronte, è una sorta di lotta intellettuale, di questo si tratta, una sorta di trasferimento, di conoscenza. Abbiamo degli archivi, sono centinaia di anni, 1000 anni di cui sappiamo la nostra storia, di cui ci raccontiamo anche oralmente, di madre in figlia, di padre in figlio, e tutta questa narrazione c'è e tutto questo, quello che era scritto purtroppo è stato bruciato e quello di cui ci ricordiamo viene considerato nulla, però noi portiamo avanti la nostra lotta collettiva. Io guardo anche gli altri paesi, anche in altri paesi ci sono queste lotte collettive, però la situazione è ancora tremenda, è difficile. Io, per esempio, adesso ho un'amica giornalista che è dovuta venire da queste parti 3 anni fa, è una rifugiata per 3 anni in Svizzera prima di essere riconosciuta come persona che merita di avere l'asilo politico, eppure è un giornalista di fama e
E poi ci sono persone che hanno cercato appunto di fare del loro meglio, hanno vissuto cose tremende e ciò nonostante non è stato loro permesso di fare nulla. Persone che hanno vissuto situazioni terribili, che sono state nella stessa stanza con altri amici, torturati, questo trauma vissuto. E vengono scritte tante cose e a causa degli scritti questa giornalista scappa via, va in Svizzera e nessuno le riconosce il suo diritto di asilo politico per 3 anni. Allora io mi dico, è veramente inaudito, per 3 anni di avvocati che spiegano queste cose terribili vissute e ciò nonostante 3 anni. Noi siamo vissuti come paese del terzo mondo, siamo i paesi democratici invece non riescono a capire la tortura, le torture subite. Anche un giornalista che per 3 anni non riesce ad esprimersi, ad essere riconosciuto. Immaginate chi non è giornalista, chi vive nei campi e che nessuno riconosce, magari ci restano lì per 10 anni e non sappiamo che cosa vivono, a un trauma se ne aggiunge un altro. Quindi è come avere questi paesi che si vedono superiori e non riconoscono coloro che sono, come dire, preda di questo terrore, di questa violenza. E me lo dicono anche altri amici, ogni volta che mi chiedono si presenti, mi dica qual è la sua identità, ebbene, e non ho documenti, e sono scappato dal mio paese e ciò nonostante vogliono vedere la mia carta d'identità. Allora, la Turchia che ti ha dato per forza questa carta d'identità turca che tu hai rifiutato e quindi non ce l'hai, allora tu vieni lì e dici ma anch'io ho diritto ad una carta d'identità, datemi una carta d'identità, ma no, invece no. E quindi oggi ci sono migliaia di persone in prigione che hanno subito violenze, cose barbare, centinaia di case distrutte. E quindi essere la voce di queste persone, questa è l'aspettativa. Cioè questi paesi che dovrebbero capire, cioè capire la lotta politica. Io in realtà non ho aspettative dai paesi europei, ma sì invece dai popoli europei, dalle popolazioni, questo sì. Quindi è una richiesta, un'istanza che deve essere alta. Forse dobbiamo ridefinire la democrazia. Che cos'è la democrazia? Se pensiamo a Machiavelli, forse dobbiamo parlare di virtù, dobbiamo rivedere che cosa sono le politiche neoliberiste, che purtroppo la democrazia è ancora il frutto di quegli pensieri che ormai sono superati, ma dobbiamo trovare la virtù non solo come curdi, con tutte le identità che si mettono insieme, forse continuare a parlare senza mai stancarsi. Io non voglio parlare di romantismo, sono una persona che odia il romantismo, quelli che portano avanti le cose in modo così emozionante, no, ma io voglio parlare di un nuovo machiavellismo, voglio parlare di una lotta vera e questa conferenza è veramente un esempio di solidarietà. Purtroppo anche la Svizzera e altri paesi come la Svizzera hanno di quelle cose, tra virgolette, sporche che bisogna forse tirare fuori, far riconoscere. In ogni frontiera, io, Zehra, ogni volta sono colpita da violenza, tutti i miei bagagli vengono aperti, tutto viene fatto, guardato nei minimi dettagli. Allora mi dico, la polizia turca
forse c'è anche di peggio? Insomma, noi dobbiamo non abbassare la testa, dobbiamo, come ha detto Barbara, la democrazia, il sistema della democrazia deve essere rivisto, deve essere ridefinito. Grazie, grazie davvero. Sono io a ringraziarvi per avermi dato l'opportunità di esprimermi e soprattutto in una conferenza così bella. Grazie. Grazie a voi. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, il tempo solo di ringraziare, oltre a Zero Erdogan e a Zero Calcare, anche Barbara Spinelli e Federico Venturini, e naturalmente Vicino e Lontano, che dà sempre, ogni anno, malgrado le difficoltà, la possibilità di fare cose importanti e belle. Paola, a te la parola.